Ciao amici, oggi porto con me in giro per Treviso non uno ma ben due veneziani. Sì. Carlo e Giorgio. Andiamo! Dai che andiamo! Sì! Allora, qui siamo alla Fontana dei Tetter. Ha detto Tette! Ebbene sì. Allora, questa fu voluta da Alvise da Conte nel 1500 e a ogni evento importante praticamente sgorgava per 3 giorni vino rosso dal seno sinistro e vino bianco dal seno destro. Per gli eventi Gratis. Pensate, gratis, tutti potevano venire qua. Pensate che tutto ciò è durato fino al 1797. la fine Della Repubblica. Ebbene sì. Quindi per gli eventi importanti, noi veniamo a Treviso c'è un evento importante. E infatti a buttare acqua. Quello, e uno dice, ma senti, ma magari, visto che siamo a Treviso, butta un attimo. Prosecco? O magari una tettina che butta un po' di birra. Una IPA? Dai. Faremo richiesta, Però ragazzi. bello, Allora ragazzi, adesso siamo nella zona che si chiama Canale dei Buranelli. sai, di no? Buranei. Per quello mi sento a casa un po'. Vero? mi sento- Si chiama Canale dei Buranelli perché la gente di Burano si risaliva il Sile e poi arrivava qui e scambiava le merci della laguna con le merci della campagna. Infatti proprio qua c'era il magazzino. Magazzino Di queste merci. Dei Buranei. Ma allora io ho già fatto istanza al sindaco di Treviso sì. perché dal prossimo mese si chiamerà Canale dei Muranesi. Perché magari tu non lo sai, ma noi siamo muranesi. Di veneziani, Murano. sì, ma siamo di Murano. E c'era una certa rivalità storicamente con Burano. Anche no? perché i buranei erano detti 7 fedi. perché non ci si poteva fidare. Perché non ci si poteva fidare dei Buranei. Perché... Comunque, Valentina, il giro che ci hai fatto fare è meraviglioso, stupendo. Abbiamo visto a Fontana, i buranei, roba. Ma cosa manca? Una roba Cosa che manca? manca una roba proprio il cuore di Treviso. Cosa? raga. Cosa? Ragazzi, Senza. un prosecco. Oh, la via! Dai, andiamo verso il prosecco. Valentina, che dire? Ecco, grazie del meraviglioso giro che ci hai fatto fare per Treviso. È Treviso, stato stupenda. bellissimo, grazie ancora. Grazie a voi, ragazzi. Ci salutiamo con un Brindisi. Brindisi, cin cin. allora.